Il 21, nel primo pomeriggio alle 15:45 circa, vengo chiamata dal direttore medico dell'ospedale che mi dice che purtroppo sono positivi 2 pazienti ricoverati, uno in geriatria e l'altro in rianimazione, che sarà appunto il signor Trevisan, che dopo poche ore è morto, e mi dice di chiudere il pronto soccorso immediatamente. Da quel momento Schiavonia diventa un mondo a sé, nessun contatto con l'esterno se non filtrato dalle forze dell'ordine che presidiavano gli ingressi, il cibo lasciato dai parenti sulla strada. Roberta Volpin, direttrice del pronto soccorso, ripercorre quei giorni entrati nella storia. La solitudine interna e l'esterno che ci guardava attonito. C'è stato un momento in cui ha avuto tanta paura o paura per quello che stava accadendo? Devo dire la verità, l'unica paura l'avevo per gli altri, per le persone che dovevo gestire. Tamponi a ciclo continuo, la zona rossa attorno all'ospedale, un modo di vivere che mai nessuno aveva immaginato. Ora, dopo 5 anni, oltre al dolore è rimasta maggiore consapevolezza. Abbiamo imparato 2 cose, l'anticipazione e la flessibilità, che sono 2 concetti fondamentali nella gestione di una pandemia. Oggi quei giorni sembrano lontani, ma il dolore e la paura in molti sono ancora vividi. Troppo brutto, guarda. Non per mio marito che è morto di Covid, ma perché non è stato curato. Tutto lì. Si aspettava qua fuori tanto freddo, perché bisognava aspettare l'orario di apertura. Mi ricordo, sì, è stata una brutta roba a sé. È stata tanto una brutta cosa. Eravamo a casa noi, tranquilli, e la fortuna nostra è che non abbiamo avuto niente.